Signore e signori, buon pomeriggio e ben ritrovati. Siamo in diretta oggi, domenica 21 maggio, 2 ore come al solito. Vi invito a seguirci con attenzione perché abbiamo tantissime novità. Oggi la trasmissione sarà strutturata in modo diverso dal solito. Invece di essere divisa in due parti, 15 e poi il secondo gruppo di 15 tappeti, la divideremo in tre parti, quindi tappeti persiani, tappeti anatolici e tappeti russi, tra virgolette, quindi questo gruppo comprenderà sia i caucasici che i turcomanni. E ogni gruppo di tappeti verrà presentato 2 volte, quindi li vedremo tutti, poi torneremo indietro per rivederli. Vi ricordo che i nostri manufatti sono tutti autentici, provengono da varie regioni d'Oriente, sono corredati da certificato di garanzia valido ai sensi di legge e soprattutto, per chi fosse interessato ad acquistare qualche cosa, si tratta di pezzi unici, quindi non abbiamo la possibilità di accontentare più di una persona in relazione ad ogni singola proposta. Quindi il mio consiglio è quello di tenervi il telefono a portata di mano, magari con il numero, con uno dei due numeri già composto, in modo che dobbiate soltanto inviare la chiamata. Vi dicevo, tantissimi nuovi arrivi, qualche vecchia conoscenza che vedrete oggi per l'ultima volta per varie ragioni. Potete chiamarci nel caso abbiate anche delle richieste da fare e vi ricordo che oltre alla vendita di questi tappeti vi offriamo anche il servizio di lavaggio e di restauro. Ecco, anche in questo caso potete contattarci ad uno dei due numeri sovraimpressi. Vi illustro rapidamente la scenografia che abbiamo allestito quest'oggi, partendo dal primo tappeto sulla sinistra, tappeto che vi ho già presentato. Questo è un Alpan Cuba, tappeto di area Shirvan, antico di fine 800, particolarissimo con il suo fondo nero, è un tappeto di circa 2,20 m per 1,40 m. Rapidamente poi andando sul tappeto immediatamente successivo, questo è un Dagestan antico risalente ai primi del Novecento, misura Sajadeh anche in questo caso, molto bello questo Dagestan. Poi ecco uno dei pezzi forti della trasmissione di quest'oggi, questo esemplare sempre caucasico, ma questa volta non di area Shirvan, bensì di area Kazakh. Ecco, i più esperti l'avranno riconosciuto, è uno splendido Karachov risalente alla prima metà del secolo scorso, perfettamente originale, cimose, testate, frange, tutto in ordine, non è rapé e questo è uno dei motivi che lo rende particolarmente prezioso. Proseguendo verso destra, guardando il televisore, un grande classico persiano, questo è un Saruk Cork, è un tappeto più recente, annodato nella seconda metà del Novecento. Misure molto particolari perché siamo nell'ordine dei 2,60 m per 1,80 m, quindi siamo a metà strada tra la misura Pardé e il 3x2. Poi abbiamo collocato a parete una lunga galleria anatolica, uno di quei pochi tappeti che rappresentano un'eccezione per quanto riguarda l'aspetto decorativo, perché è un tappeto anatolico ma disegno molto simile ai tappeti persiani. È un Ladik di 3,80 m per 85 cm, tappeto perfetto non calpestato. E ultimo, per quanto riguarda la parete, questo bellissimo Lori Pampak, quindi si ritorna in Caucaso. Lori Pampak, siamo attorno alla metà del secolo scorso, quanto ad epoca di produzione, quindi non è antico, ahimè, comunque è veramente molto bello, molto carino. A terra abbiamo un Navand, oramai antico, primi decenni del secolo scorso. Questa è una misura di testa, cosiddetta misura Kelley, siamo nell'ordine dei 2,80 m per 1,50 m, circa 1,55 m. E poi ecco questa, una vecchia conoscenza, questo kilim turcomanno annodato dalle tribù di Iomud, questo è antico, parliamo di fine 8, primi 9. Bene. Cominciamo con la presentazione del primo tappeto. Allora io direi di trattare come primo gruppo i manufatti caucasici e quindi andiamo a vedere subito questo bellissimo Karachov
di misura Sajjadeh, misura 2,10 m per 1,40 m. Questo disegno di Karachov diciamo che è il più noto, il più conosciuto. Se avete la possibilità, se avete un testo in casa che tratti appunto tappeti orientali, tappeti caucasici nella fattispecie, troverete ecco, come prima immagine per quanto riguarda i Karachov questa, con il motivo quadratteggiante al centro che contiene un ottagono e poi altri ottagoni collocati lungo i cantonali della campitura. Questo è il disegno più classico, diciamo. Poi ce ne sono altri, ad esempio quello del tappeto che abbiamo visto prima a parete. Allora, Karachov, anni 60, anni 70, potrei dirvi non calpestato perché si presenta assolutamente perfetto, assolutamente integro, è full pile, non c'è nulla fuori posto, frange, testate, cimose e l'intero vello. Grande opportunità, signori, non fatevelo scappare perché lo propongo a 350 euro. Karachov, lotto numero 1, proposta da non farsi sfuggire assolutamente. Il tappeto è originale, ve lo metteremo per iscritto nel certificato di garanzia che lo correda, quindi dal momento che è valido a norma di legge il certificato, ecco, non andremmo mai a scrivere una cosa per un'altra. Allora, sì, un po' più alla tua sinistra, Renato, ecco, bene. Allora, lo torniamo ad inquadrare per qualche istante, regia. Eccolo qui, tappeto, ripeto, assolutamente integro, lo potrete confermare o allo 0425 16 66 863 oppure al 380 641 8917. Andiamo a vedere la proposta successiva, la numero 2, no, il gruppo è questo, sì, prendili come vengono, scegli tu. Proposta numero 2, lotto numero 2, altro bellissimo tappeto caucasico, Shirvan Kila, si scrive Khila, siamo appunto in area Shirvan, 1,30 m per 80 m, tappeto non calpestato, anche questo perfettamente integro. Caratteristico di questa manifattura l'impianto decorativo che prevede la realizzazione di questi motivi bottè molto grandi, vedete. Tra l'altro questo in particolare è il cosiddetto motivo bottè madre-figlio, perché un bottè grande ne contiene uno più piccolo. Questi bottè sono presenti in numero abbastanza elevato, ne conto 14 nella campitura e poi bordura uccelli per quanto riguarda ecco, in particolare la cornice primaria, quella su fondo avorio. Il tappeto non ha subito calpestio e quindi è perfetto. Shirvan Kila, 130 per 80, la richiesta è di 199 euro. Anche questo non dovrei ripeterlo, comunque è tappeto assolutamente originale proveniente dal Caucaso. Andiamo ad inquadrarlo a pavimento, qualche istante ancora. Benissimo. Proseguiamo con il lotto numero 3. E quello lo vediamo dopo, dai. Ecco, prendi quelli più vicini a te adesso. Sì, benissimo. Bene, andiamo a vedere il primo caucasico un po' più vecchio, diciamo. Questo non è dell'Ottocento, ma è dei primi decenni del secolo scorso. È un meraviglioso Shirvan a draghi, quindi siamo nella parte più orientale del Caucaso, a ridosso della costa occidentale del Mar Caspio. L'esemplare in questione misura 1,50 m per 1 metro, 1,50 per 1 metro. Scriviamo pure antico, perché ormai insomma siamo nel 2023 e il tappeto 80-90 anni li ha tutti, forse anche di più, quindi Shirvan antico a draghi, molto bello, un fondo rosso stemperato dal tempo che è andato assumendo tonalità rosate e poi questi due bellissimi elementi stilizzati che riconducono appunto al motivo del drago, sopra e sotto al motivo centrale, ecco questo elemento ottagonale che sta proprio al centro del tappeto. Vi ricordo che il drago nella cultura orientale è un elemento positivo a differenza di
del valore, del significato che aveva in Europa anticamente, che era sempre associato al diavolo, insomma, al male. Invece in Oriente aveva appunto valenza positiva. Ecco, per gli armeni era il protettore delle sorgenti, il creatore dei fulmini, mentre nella lontana Cina addirittura era associato all'imperatore stesso. Allora, pronti signori? Rapidi, chiamate già adesso, perché vi garantisco che si tratterà di un affare assolutamente incredibile. 290 euro. 290 euro, splendido. Distendilo anche nella parte più vicina alla telecamera, che poi lo inquadriamo nuovamente. Benissimo, andiamo nuovamente in diretta. Eccolo qui, veramente molto molto bello questo esemplare. E prendi quello sempre più vicino a te. Benissimo. Chiedo scusa, vi ricordo che oggi, per chi non avesse seguito la parte iniziale di trasmissione, la trasmissione stessa appunto è strutturata in modo differente dal solito. Abbiamo deciso di dividerla in 3 tronconi, quindi presentiamo prima i tappeti russi, tra virgolette, quindi caucasici e turcomanni, e poi vediamo insomma se sarà il momento dei turchi anatolici o dei persiani. Benissimo. Meraviglioso Dagestan primi Novecento, anche questo gran bel tappeto, molto molto fine, i nodi sono molto piccoli, è un tappeto che ha richiesto tempi molto lunghi di lavorazione, questo ovviamente ne aumenta il valore. Misura 2 metri per 1,40 m, 2 per 1,40 m, e presenta ben 5 motivi ad aquila. Vedete che questi medaglioni presentano a sinistra e a destra quei motivi a pettine. Bene, quelle sono le ali dell'aquila stilizzate, un elemento che ricorre in molti manufatti del Caucaso. Famosissimi sono i Celabert, motivo Adler. Adler significa appunto aquila. Ecco, questo è un Dagestan che ripropone lo stesso motivo. Come vedete vi è un'alternanza cromatica. Passiamo dal marrone all'avorio e via di seguito, dal primo al quinto. Ampia la fascia di bordura, molto frazionata, conto 7 cornici, e quella primaria ha un fondo avorio con motivo del granchio. Per questo bellissimo Dagestan primi Novecento faccio una proposta assolutamente al di fuori di qualsiasi logica di mercato. Sapete che noi veniamo qui in televisione con lo scopo di incontrare nuovi amici, di incontrare nuovi clienti, e quindi qui da noi troverete tappeti che altrove costano molto molto di più. Tante volte vi ho detto, vi ho anche dimostrato, ecco, che noi proponiamo i nostri tappeti a prezzi più bassi di quelli che sono i prezzi del mercato all'ingrosso. Ad esempio, un Dagestan come questo, un commerciante non lo paga meno di 500-600 euro sul mercato all'ingrosso, appunto. Poi, quando lo mette nel proprio negozio e deve venderlo, il prezzo inevitabilmente salirà, sarà più alto, insomma. Ebbene, noi siamo decisamente al di sotto di quello che è il prezzo del mercato all'ingrosso, quindi il cliente di Top Carpet oggi potrà comprare questo Dagestan antico ad una cifra più bassa di quella che paga generalmente il proprio commerciante di fiducia. 299 euro alla prima chiamata, 2,99 alla prima telefonata, quello sotto piccolo. No, di qua, sposta il primo. Bene. E andiamo a vedere la proposta numero 5. Allora, al momento abbiamo visto 4 caucasici, uno più bello dell'altro, a mio modesto avviso, e credo che con quello che vi chiedo per tutti e 4, difficilmente altrove potreste comprarne uno solo. Andate a vedere, informatevi, se ne avete tempo e voglia, entrate in un negozio in settimana, o se no andate a vedere su internet, ci sono negozi virtuali, informatevi, insomma, cercate di capire se effettivamente le cose stanno come ve le sto dicendo io. Allora, antico Lesghi, questo invece sì che è di fine 800, antico Lesghi con 3 stelle di Lesghi e una fascia di bordura altamente spettacolare, misura
1,70 m per 1,20 m, ovviamente lana su lana, full pile. Vediamo chi se lo aggiudica. Sono onesto, sono sincero, signori, non ho ancora sentito squillare il telefono. Probabilmente molti di voi preferiscono vederli tutti questi caucasici prima di decidere. Però ecco, io alcune cose non me le farei scappare. Ad esempio questo. Signori, uno Shirvan Lesghi certificato fine 800 a 450 euro. Esiste solo qui ed esiste soltanto oggi per l'intera durata della trasmissione. Siamo in attesa di conferma per questo splendido Lesghi antico. Adesso vi faccio vedere, questo qui più grande, ho chiamato lui apposta. Allora, vi faccio rivedere un tappeto che noi abbiamo tenuto fuori dal circuito televendite per un po' di tempo, perché era stato fermato da un nostro cliente che poi non si è più fatto sentire. Si tratta di un Kazakh autentico, molto grande, che noi abbiamo proposto ad una cifra assolutamente irriverente. Quindi è fortunato chi in questo momento si trova davanti al televisore. Kazakh originale, 2,70 m per 1,80 m. Il tappeto non presenta difetti né visibili né occulti. Noi andiamo anche a toccarlo con la telecamera perché non abbiamo nulla da nascondere. Vi devo dimostrare assolutamente che il tappeto è in perfetto stato di conservazione. Tappeto che, date le dimensioni, ha richiesto anche molto tempo per essere realizzato. Pensate che i nodi ovviamente vengono fatti a mano uno dopo l'altro. Si completa una fila, viene passata la trama che va a intrecciarsi agli orditi e poi si procede con un'altra fila di nodi e avanti così fino a quando non si è terminato il tappeto. Quindi provate ad immaginare quanto tempo si renda necessario per annodare un tappeto grande come questo. 199 euro alla prima telefonata. 199 euro. Lo mettiamo in orizzontale per qualche istante in modo che lo possiate vedere inquadrato per intero. Benissimo, eccolo qui, imponente veramente. Lane molto lucide tra l'altro, spero che lo abbiate percepito mentre lo muovevamo davanti alla telecamera. Sembra velluto, credetemi. 199, lotto numero 6. Andiamo a vedere la proposta numero 7. Allora, vi concedo un po' di riposo perché andiamo a presentare i caucasici a parete. Partiamo dal primo tappeto sulla destra. Altro caucasico di area kazakh, quindi lotto numero 7. Questo è un Lori Pampak. Lori Pampak. Due parole distinte. Lori Pampak. 1,80 m per 1,20 m. Risale alla metà del secolo scorso, tappeto perfettamente integro, verosimilmente non calpestato. Adesso io ovviamente non ho la certezza assoluta che il tappeto non abbia subito calpestio, però posso dirvi che molto probabilmente si tratta di un tappeto non usato perché non presenta alcun segno di calpestio. Chiaro che quando un tappeto viene usato presenta sempre degli abbassamenti di livello in corrispondenza delle aree più calpestate del tappeto. Allora, questo è il simbolo distintivo, quello che vediamo inquadrato in verde sul blu, dei Lori Pampak. Questo che è un motivo riconducibile ad un disegno antichissimo, è la pelle di un animale stesa a terra. Allora, per questo Lori Pampak 350 euro. 3,50
altro tappeto da collezione, altro tappeto che non deve mancare in una collezione degna di essere definita così. Questo è il lotto numero 7, passiamo oltre, poi lo rivediamo comunque, e andiamo a vedere quello blu a sinistra di quello rosa. Quindi ci spostiamo, ancora a sinistra, non è quello, è quest'altro. Avanti ancora. Ecco qua. Ecco questa meraviglia. Allora, Ariar Kazakh, Karachov, disegno diverso dal disegno che abbiamo ammirato nel lotto numero 1, questo se vogliamo ancora più arcaico. Il tappeto è antico, primi 900, è originale in tutte le sue parti perché cimose, frange, testate ci sono ancora tutte e sono originali, non è stata messa a mano a questo tappeto, e anche il vello è ancora integro. Certo, il tappeto è sottile, ma è ancora integro. Per impianto decorativo, per colori, lo considero un pezzo meraviglioso. Lo considero un pezzo assolutamente meraviglioso. Misura 2,40 m per 1,70 m. La misura classica pardea allargata dei tappeti di Kazakh. È un Karachov assolutamente spettacolare, che consiglio a tutti i collezionisti di tappeti caucasici. Valore di mercato 3.500-4.000, ma se andate a cercarlo anche in certi contesti potrebbero chiedervi 6.000-7.000 euro tranquillamente. Noi abbiamo avuto la fortuna di entrare in possesso di questo meraviglioso manufatto a condizioni particolarissime. Di riflesso oggi voi avrete altrettanta fortuna nel poterlo valutare ad una cifra di gran lunga inferiore a quelli che sono i valori di mercato attuali. La prima persona che lo conferma lo potrà avere al prezzo incredibile, parliamo di 1/3 del valore minimo di mercato, 1/3 del valore minimo di mercato, 1.290 euro. Antico Karachov, prima metà Novecento. Vi ho detto che si tratta di uno dei pezzi più importanti della trasmissione. Non si tratta di una cifra veramente elevata, veramente importante, si tratta di un'occasione assolutamente irripetibile. È un tappeto che non dovete farvi scappare. Mi sto riferendo soprattutto ai collezionisti, agli esperti, agli amanti del tappeto caucasico. Un Karachov bello come questo e ben conservato come questo a 1.290 euro non esiste sul mercato. Esiste adesso all'interno di questa vetrina e una volta che la trasmissione sarà terminata non esisterà più, perché lo sapete, queste proposte sono valide soltanto per la durata della trasmissione. 1.290 euro, antico Karachov, pezzo pazzesco, scusate se insisto. Andiamo a vedere il numero 9. Lotto numero 9, abbiamo un altro Dagestan antico, primi 900, eccolo qui. Di Dagestan abbiamo già parlato prima, ne abbiamo visto uno di misura sempre Sajadeh. Questo misura 2 metri per 1,38 m. 2 metri per 1,38 m, Dagestan, benissimo, siamo nella parte settentrionale del Caucaso, sempre a ridosso della costa occidentale del Mar Caspio, quindi siamo a nord di Shirvan, e questi tappeti hanno molto in comune con i tappeti di area Shirvan, in modo particolare la lavorazione. I nodi sono piccolissimi, sono veramente molto molto piccoli. Ciò rende questi tappeti molto preziosi anche dal punto di vista qualitativo. Mentre i tappeti di Kazakh hanno quotazioni elevatissime, sono molto preziosi nonostante una lavorazione grossolana, ecco, gli Shirvan hanno anche nodi molto piccoli, hanno alte densità annodative.
Allora, per questo Daghestan spettacolare, primi Novecento, vi faccio un'altra proposta assolutamente irriverente. Ovviamente manchiamo di rispetto al tappeto prima di tutto. Eh, Chi non ci conosce e se ne intende di tappeti avrà tutti i dubbi del mondo, penserà che non siano cose autentiche, penserà che poi non le portiamo a casa. Tutti dubbi legittimi, sono proprio gli stessi che avrei io se mi trovassi al posto vostro. Ecco, io proprio a queste persone che ancora non ci conoscono chiedo di fare un tentativo, tanto non rischiate nulla, signori. Prenotate il tappeto, ve lo portiamo se vi piace bene, altrimenti amici come prima. Lo so che non ci crederete, ripeto, ma potrete confermarlo adesso a 290 euro. Molto, molto bello, insomma, inutile che lo sottolinei nuovamente, però così è, eh? Così è. Andiamo nuovamente ad inquadrare da vicino una delle due losanghe. Come vedete, le due losanghe sono divise da tre greche. Si tratta sempre di stilizzazioni dell'albero della vita. Quella interna è molto colorata, vedete? Mentre le altre due, quella sopra e quella sotto, sono dette a temirgin, struttura temirgin, ovvero a spina dorsale. In realtà anche questa appunto è una forma estrema di stilizzazione del motivo dell'albero della vita. Allora, 2,90, lotto numero 9, non fatevelo scappare, andiamo ad inquadrarlo per intero per qualche istante ancora, poi passiamo al numero 10 che è il tappeto che gli sta accanto, quindi ci sposteremo ulteriormente verso sinistra. Bene, allora ultimi istanti per il numero 9, comunque poi non preoccupatevi che andiamo a vederli tutti, indistintamente prenotati e non prenotati. Bene, è il momento di andare a presentare, eccolo qui, il numero 10, questo è un altro Shirvan antico, fine 800, si tratta di un Alpan Cuba, possiamo scrivere Cuba più semplicemente, un elemento ecco, che ci fa capire quanto antico sia questo tappeto lo troviamo nella parte bassa, in quella sorta di vaso stilizzato, quel motivo a cuore, vedete che si ripete più volte, in quello rosso al centro, quindi scendi, no, al centro del motivo rosso, nella parte bassa, ecco, vai ad ingrandire qui, nella parte bassa di questo motivo, vedete, c'è una svastica, elemento che troviamo nei tappeti orientali fino ad un certo punto, per ovvi motivi, Eccolo qua. Bene, allora, torniamo ad inquadrarlo per intero, 2,20 m per 1,45 m, 2,20 per 1,45 m, al Pan Cuba antico. Vediamo di fare una follia anche per questo. 9,50. 9,50. Poi se preferite pagarlo 3.500 altrove siete liberissimi di farlo, non sarò certo io ad impedirvelo, non ne ho facoltà, e quindi... Però ecco, fosse al posto vostro, prima di spendere 3.500 mi farei portare a casa questo. Vuoi vedere che non vale meno di quello da 3.500? Molto bella anche la sua cornice esterna, con il motivo del drago stilizzato, che troviamo ora in blu, ora in verde acqua. Bene, siamo arrivati alla proposta numero 10, proseguiamo. E vi faccio vedere adesso per l'ultima volta quel Konagend antico. Ecco, altro pezzo da migliaia di euro, che però qui da noi è stato svilito fino ad abbassarne la richiesta ad una cifra inverosimile, tanto che più di qualcuno se n'è accorto poi, insomma. Si tratta di appunto, un Konagend, tappeto di area Shirvan, dai nodi piccolissimi, ancora integro, vedete, trovarli ancora tutti interi, così grandi, è impresa veramente ardua. Succede spesso che, siccome sono molto calpestati, sono molto rovinati, i restauratori mantengono le zone meno usurate
e magari con un paio di cuciture vanno a ricreare un tappeto più piccolo. Ecco, questo è ancora tutto integro, abbiamo ancora le frange originali, le testate integre, signori, questo è un aspetto importantissimo. Eh, Misura 2,80 m per 1,35 m, lo vediamo subito in orizzontale, giusto perché possiate apprezzarne l'imponenza, è un tappeto monumentale, signori, se pensiamo che è uno Shirvan, quante volte vi è capitato di vedere uno Shirvan così grande, signori? Bene, io lo guardo e mi pento decisamente di averlo presentato a quel prezzo nel corso dell'ultima trasmissione. È chiaro che a questo punto non posso alzare la richiesta, dal momento che ho deciso di portarlo qui devo confermare quella cifra. E chi lo vede per la prima volta e chi mi sente per la prima volta non crederà alle sue orecchie, perché questo è un tappeto da 5.000 euro, 6.000 euro. Mi inquadri per favore da vicino la fascia di bordura superiore, quindi magari parti da sinistra e poi la percorri verso destra. E c'è un bellissimo effetto dovuto, ecco, da qui ti sposti verso la tua destra, un bellissimo effetto dovuto al fatto che il nero si è consumato di più rispetto agli altri colori. Ecco, questa bordura cufica è tutta bordata di nero e in corrispondenza del nero c'è un solco non molto profondo perché la lara nera si è consumata più delle altre. Questo perché per ottenere il nero si usavano degli ossidi, ossido di ferro in particolare. Questo rendeva le lane più fragili nel tempo, si polverizzavano più velocemente. E quindi in particolare su quella cornice immediatamente inferiore alla bordura cufica, dove vediamo quelle roselline stilizzate, lì è il fondo nero, quindi si è creato una sorta di basso rilievo. I fiorellini, le roselline stilizzate le potete sentire con i vostri polpastrelli perché sono state realizzate su un fondo nero che si è abbassato. Sto cercando di temporeggiare per non dirvi il prezzo perché veramente non ce la faccio. Vabbè, dai, 9,50. 9,50. Questo può far pensare che poi vi portiamo a casa un Mosul perché, ripeto, questo è un tappeto da 5-6 mila euro. Allora, Mauro fammi un fermo immagine per favore, poi andiamo a distenderlo bene davanti alla telecamera. Benissimo, andiamo a vederlo ancora per qualche secondo. Ecco, questo è l'effetto che vi regalerà una volta che l'avrete collocato sul pavimento di casa vostra. Ehm, Scusa un attimo, Renato. Stiamo vedendo la parte più chiara. Adesso fammi un fermo immagine, regia. Lo giriamo di 180 gradi, sempre a pavimento, vi faccio vedere la parte più scura. Possiamo tornare in diretta, Mauro? Ecco, vedete, questa invece è la parte con più carattere, se vogliamo, dove vediamo la parte più colorata, più scura del tappeto. Questo perché? Perché i tappeti fatti a mano, fatta eccezione per certi tappeti di Isfan che hanno densità notative strepitose, stratosferiche, e allora in quel caso i fili di lana salgono verticali. Ecco, in tutti gli altri casi i fili di lana che compongono il vello sono piegati verso il basso, diciamo, perché il tappeto viene fatto a telaio verticale, i nodi vengono battuti e questo fa sì che la lana si pieghi verso il basso. Così va a crearsi un lato chiaro e anche un lato scuro del tappeto, a seconda di come voi vi posizioniate rispetto al tappeto, appunto. Allora, meraviglioso Conagen d'antico, certificato fine 800, con le sue parti ancora tutte integre, frange, testate, cimose e vello. Spettacolare, va bene. Andiamo a vedere il numero 12, vi faccio vedere una corsia di Kazakh, sì.
antica corsia di Kazakh. 3,40 m per 1,15 m. 3,40 per 1,15 m. Kazakh antico. Lana su lana è un Kazakh a poligoni uncinati, ne contiamo 7 su un fondo rosso molto vivido, un rosso porpora. Queste losanghe, come vedete, sono scalettate e uncinate. Sono presenti poi degli elementi secondari, interessante ad esempio quello molto colorato, il cosiddetto motivo del tappeto nel tappeto. Chi ha fatto questo tappeto ha realizzato tra i vari disegni anche dei tappeti più piccoli. Poi abbiamo dei cavalieri realizzati in forma molto, molto semplice, molto naif se vogliamo. Ecco, sali leggermente verso l'alto. Ecco, vedete, c'è il cavallo, lo riconosciamo, 4 zampe, il collo lungo e poi sopra questo omino. Ecco, questo è un cavaliere a cavallo realizzato nella forma più semplice che si potesse, evidentemente. Il motivo della S decora le fasce di bordura, quella primaria su fondo avorio, eccola qui, la S è un simbolo molto arcaico. E poi abbiamo due cornici con motivo Medassil, una interna e l'altra esterna. Vi faccio un altro regalo, signori, questa è originale, è autentica, mi rendo conto che la misura sia un po' difficile da collocare, proprio per questo, guardate, vi chiedo 299 euro. È un tappeto da oltre 2000, perché un Kazakh antico di queste dimensioni, con questo stato di conservazione, vale almeno 2000 euro. Noi siamo qui, signori, soltanto per incontrare nuovi amici, per acquisire nuovi clienti e poi avrete notato che i prezzi anche possono cambiare relativamente ad una stessa manifattura. Questo perché, ve l'ho detto tante volte, i nostri prezzi televisivi sono dettati sostanzialmente da quello che è il costo di acquisto, quindi meno spendo per comprarli, meno vi chiedo. E poi comunque c'è sempre la necessità di formulare delle richieste che facciano venire voglia a chi segue la trasmissione di chiamare, di confermare. Allora, andiamo a vedere il numero 13, quello sotto, che ci porta sì nel Turkmenistan, quindi andiamo a vedere un Bukhara russo. Si tratta di una Chuval di Yomud, quindi una sacca delle tribù di Yomud antica, seconda metà 800, certificata, 1,30 m per 95 cm. 9 gol che si alternano a quei motivi romboidali che a loro volta sono suddivisi in 4 rombi. Ecco qui il numero 4, numero magico in Oriente, vedete, si presenta e si ripete più volte, vedete, un rombo formato da 4 rombi. Molto bella anche la cornice esterna, dove abbiamo il motivo del can che corre su fondo rosa antico. Vedete, ne abbiamo 2 di queste cornici sottili e poi c'è quella primaria con questo motivo a stella. Benissimo. Allora, 1,30 m per 95, signori, una sacca, quindi una Chuval di Yomud, siamo in Turkmenistan, quindi area Bukhara. Anche questa ve la regalo, 250 euro. Provate ad andare a vedere quanto vale. Provate a vedere quanto vale, informatevi. Mettiamola magari anche girata di 90 gradi adesso, per una inquadratura diversa. Ecco qui la ciuvalla antica, tra un istante, proposta numero 13. Dedicata anche questa ai collezionisti, la potete usare come tappeto ovviamente perché è un tappeto annodato in lana al 100%, lo si può anche appendere a una parete, molti usano impiegarla in questo modo. Bene, mettiamola a pavimento, lotto numero 13, andiamo a vedere un Kazakh antico. Bene,
Altro pezzo spettacolare, questo è un Kazakh seconda metà 800, 1,95 m per 1,35 m, un bellissimo fondo blu carta da zucchero sul quale si stagliano queste tre losanghe. Sono presenti elementi secondari, questi motivi romboidali uncinati, ma poi io direi che il pezzo forte di questo manufatto sta in quello che vediamo nella parte più esterna, quindi nell'ordine di bordure, è veramente molto bello. Abbiamo la foglia di quercia, abbiamo la stella dei medi, la stella ad 8 punte e roselline stilizzate. E poi il motivo del can che corre nella cornice, quella più piccola, quella su fondo verde. Facciamo 3,50 per un Kazakh antico, signori, un altro regalo che vi faccio. Non fatevelo scappare perché si tratta di un pezzo veramente molto importante, d'epoca assolutamente, ancora con le frange originali, le testate integre, quindi insomma che cosa chiedere di più ad un tappeto antico, caucasico, grande opportunità, grande occasione anche questa. Ecco qua, bene, fermiamo l'immagine, lo mettiamo a terra. Ora velocemente andremo a rivedere queste prime 14 proposte. Mi fermo a 14 perché? Perché il 15° tappeto russo è coperto dagli altri, è quel kilim antico di Yomud, quindi non possiamo. Allora, facciamo così, questi li pieghiamo 2 o 3 volte e li mettiamo in quella zona là. Mettiamo da parte quindi il Kazakh numero 14. Andiamo a rivedere la antichissima Chuval di Yomud, proposta numero 13. Eccola qui, vediamo la parte chiara, adesso la alziamo e ne vediamo la parte scura, molto bella, vellutata la superficie di questa... Anzi, facciamo vedere adesso il rovescio, girala pure. Vorrei farvi vedere quanto piccoli sono i nodi di questo manufatto, così vi renderete conto che 250 euro sono veramente un insulto. Ora, se riesci, vai ad ingrandire al massimo in modo che ci si possa avvicinare il più possibile. Ecco, forse adesso riusciamo a distinguere i nodi. Vedete quanto sono piccoli? Credo che siamo vicini ai 60 raj, ma forse ci siamo anche, Tutti quei puntini piccoli piccoli fatti a mano uno alla volta e io chiedo 250 euro. Bah, se non la confermate la colpa è mia alla fine, perché vi ho abituati a farvi a valutare cose di questo genere a questi prezzi. Ma signori, è sbagliato pensare che questa sia la regola, non è questa la regola, questa è l'eccezione, signori. Cose di questo genere a questi prezzi le trovate solo qui, non esistono sul mercato. Non pensiate appunto di poterle trovare altrove, Allora, conferma l'immagine così, Mauro, perché è esemplificativa. Grazie. Mettiamo da parte, andiamo a vedere il numero 12, la lunga corsia antica di Kazakh a poligoni uncinati, eccola qui, per la quale ho chiesto 299 euro. Basta che la sollevi così com'è. Ecco, prima avete visto la parte chiara, adesso vedete quella un po' più scura, ma comunque è un tappeto luminosissimo, quindi non vi è grossa differenza. Proposta numero 12, 3,40 per 115, da confermare, ancora disponibile allo 0425 16 66 863 oppure il 380 641 8917. Allora faccio rivedere, anche se questo ha un'opzione, lo faccio rivedere il numero 11, il meraviglioso Konagend antico, seconda metà 800, 2,80, 1,35. Ecco, questo è l'ultima volta che lo vedete, Questa è l'ultima volta che lo vedete. E un po' mi dispiace, insomma. No, non è un po'. Mi dispiace molto averlo buttato in questo modo. Comunque, sarà sicuramente felice chi lo potrà collocare in casa propria. Questo è il tappeto, no, spostatevi perché siamo a parete adesso. Quello nero a sinistra. Questo è il tappeto di Shirvan Cuba al Pan, 2,20, 1,45 a 9,50.
rarissimo in ragione di una campitura nera che si è abbassata più degli altri colori, quindi tutti i disegni che vedete presenti nella campitura sono in basso rilievo. Li sentite tutti passando la mano sopra la superficie del tappeto. Lane morbide e lucide, veramente un pezzo molto importante, al di là di una richiesta che non è assolutamente vicina a quello che è il valore intrinseco dell'oggetto. Andiamo a vedere la proposta numero 9, credo si tratti del tappeto che gli sta accanto, il Dagestan, eccolo qui, Dagestan antico 2 metri per 1,38 a 290 euro, e mi pare che sia disponibile anche questo, veramente non so che cosa pensare, oggi vi sto regalando dei caucasici bellissimi, uno più bello dell'altro, ai prezzi che spero siate in grado di giudicare, insomma, a questo punto mi viene anche questo dubbio. Mi viene il dubbio che non vi rendiate conto di quello che sto facendo, signori, perché proporre un Dagestan come questo a 2,90, ma così come uno Shirvan dell'800 a 9,50, oppure, ecco, spostati ulteriormente a destra, 1.290 per un Karachov da 5.000 euro. 1.290. Forse non vi è chiaro quello che sto facendo nel corso di questa trasmissione. Andiamo nei dettagli, andiamo a vederlo da vicino. Questo è veramente strepitoso, signori, eh? Guardate le cimose bianche ancora integre. Osserviamolo in religioso silenzio ancora per qualche istante. Karachov ad impianto arcaico è il più vecchio rispetto a quello, diciamo, più noto che abbiamo ammirato prima nel lotto numero 1, se non ricordo male. Ecco, questi corni d'ariete tipici appunto di questa manifattura. Siamo in area kazakh, Armenia, Azerbaigian, l'attuale Georgia, ecco, questa è la regione di provenienza dei tappeti denominati kazakh. Signori, 1.290 euro, se non vi è chiaro. Andiamo a rivedere il numero 7, che è quello rosso dalla parte estrema destra dello studio, eccolo qui, questo è confermato, il lotto numero 7 è il Loripampak. Non hai più i dati, Mauro, di questo? Me li dai per favore i dati del numero 7? Loripampak, Kazakh Loripampak 180 x 120 a 3,50? Mhm. Bene, questo è confermato. Poi andiamo a rivedere il 6, che è il Kazakh a pavimento, quello grande, 2,70 x 1,80 a 199 euro. Ecco, entra un pochino, avvicinati ulteriormente così i nostri ragazzi possono sollevarlo. Allora, 199 euro lotto numero 6, ci potete contattare allo 0425 16 66 863 oppure al 380 641 8917. Questo è bello, signori, eh? Prezzo 199 euro. Mettiamolo da parte, andiamo a rivedere altra meraviglia, lo Shirvan antico, ecco, questo è di fine 8, signori, questo è di fine 8, vi è sfuggito? Che cosa è successo prima, signori? Mi dicono che è ancora disponibile, il numero 5, possibile? Lesghi antico, fine 800, 170, 120 a 450 euro. Signori, solo da noi. Voglio ricordarvi che nel passato recentissimo vi ho fatto vedere 2 Lesghi antichi e un CC antico a 3,99. 3,99 sono stati tutti consegnati, ovviamente.
Ecco, non vorrei che questo qui avesse diversa sorte, insomma, mi pare che tu meriti tutta la vostra attenzione. A 450 euro un Lesghi di fine 800, signori. Ancora in vello, non è rapé, è ancora in vello, gentili ascoltatori. Proposta numero 5. Se andate altrove, se andate in un negozio con 450 euro, stessa misura, comprate un Mosul. Che cos'è un Mosul? È un tappeto persiano di villaggio con i nodi grossi come arachidi. Non comprate uno Shirvan di fine 800. Ripeto, forse la colpa è mia perché vi ho abituati male. Qualcuno potrebbe essere stato portato a pensare che siano questi i prezzi. Non lo sono, signori, non lo sono assolutamente, ma vi basterebbe rivolgere lo sguardo altrove e ve ne rendereste conto subito, insomma. Allora, numero 4, c'è un altro bellissimo Dagestan antico, tiralo su così com'è, così vediamo la parte più scura. Eccolo qua, molto elegante questo tappeto del Dagestan con 5 aquile stilizzate, 2 per 1,40 a 299 euro, strepitoso pure questo. Bene, andiamo a rivedere il numero 3. Poi vi faccio vedere i persiani. E siccome la trasmissione non sta andando come mi sarei aspettato, in tutta sincerità, perché sto facendo rivedere dei caucasici veramente molto belli a cifre, resta lì, a cifre che sono al di fuori di qualsiasi logica di mercato, allora vi voglio stupire con la prima proposta persiana e vediamo. Io starei pronto con il telefono poi. Comunque andiamo in diretta, questo è lo Shirvan Draghi antico, primi 900, 1,50 m per 1 metro, per il quale ho chiesto 290 euro, signori. Due grandi motivi del drago campeggiano sul fondo rosso rosato, sopra e sotto a questa losanga ottagonale. Mettiamolo in orizzontale un istante. Bene, passiamo al numero 2. Il numero 2 è uno Shirvan Kila, gioiellino questo, un gioiellino 1,30 m per 80 a 199 euro, lotto numero 2. Lotto numero 2 a 199 euro, mai calpestato. Così come è perfettamente integro il numero 1. Kazakh Karachov, dal disegno classico, non è antico come l'altro. Solleviamolo pure, 2 metri per 1,40 a 350 euro. Vabbè, guardate, io non lo voglio riprendere in mano questo per una seconda volta, o meglio una terza volta. Vi faccio subito uno sconto in diretta. Guardate, non ne farò più di 3 o 4, quindi dovrò essere molto selettivo da questo punto di vista. Allora, anche al centralino, scaletta, correggiamo, cancella 3,50, regia, scrivi 2,90, vediamo se qualcuno si accorge di quello che sta accadendo in questo momento. Si tratta di uno splendido Karachov, metà 900, va bene, non è antico, ma a 2,90 un tappeto caucasico così bello. Mettiamolo in orizzontale qualche secondo prima di metterlo da parte. Ecco qua, nuovo prezzo scontato ulteriormente per questo bellissimo Karachov, perfettamente integro, 2,90, bene. Allora, vabbè, prima di partire con i persiani, ecco, dobbiamo presentare il caucasico, il tappeto russo che mancava, quindi vediamo il kilim antico di Yomud. Sollevate la parte più lontana.
Bene, eccolo qua. Allora, kilim antico, tribù di Yomud, 3,30 m per 1,80 m. Se noi ci avviciniamo ci rendiamo conto che l'impianto decorativo è molto ricco e molto elaborato. L'intera superficie è ricoperta da una sorta di motivo a nido d'ape molto fitto. Questo è il kilim, la parte superiore che poi troviamo speculare dalla parte opposta. Mentre qui comincia il lavoro, da qui in giù. Da far notare che le parti bianche sono realizzate in cotone e non in lana. Tutto il resto è di lana. Le parti bianche di decoro sono in cotone. 3,99. €3,99. Abbiamo finito allora con la presentazione di caucasici ed anatolici. Allora, mettiamo a terra pure questo antico, fine 800 signori, andate a vedere sui libri, sono molto quotati, altro che 3,99. Ci chiedono gentilmente da casa di rivedere Karachov e chi l'ha? Allora, eccoli qua, numero 1 e numero 2, per risparmiare qualche secondo, consentitemelo, ecco, ve li faccio vedere contemporaneamente, andiamo comunque sui dettagli, andiamo a vedere da vicino entrambi gli esemplari, prima l'uno e poi l'altro, ecco, lascio libertà all'operatore di scegliere quale dei due. Allora, ecco i dati del numero 1, il Karachov, con il motivo classico, il quadrato che contiene l'ottagono. E poi vedete tanti altri motivi poligonali che stanno attorno, sopra e sotto al motivo centrale. Lungo la sinistra e la destra corrono due motivi a temirgin, due alberi stilizzati, eccoli qua. E poi vi dicevo, sopra e sotto abbiamo una gemma con 4 corni d'ariete. Ecco, torna nel mezzo per favore sul fondo rosso. Più su, più su. Ecco qua, vedete la gemma, la pietra preziosa con i corni d'ariete, un'altra stilizzazione dell'albero della vita in azzurro su fondo crema e poi quel motivo molto bello, un più in alto, quell'elemento ottagonale uncinato con dentro ben 9 stelle dei medi, stelle ad 8 punte. Andiamo a rivedere il 2. Bene, allora ferma l'immagine e colgo l'occasione per salutare un nostro caro cliente della provincia di Bergamo che ha confermato questi due esemplari molto belli e molto interessanti. Allora, completata la parte di trasmissione relativa ai tappeti russi, ecco, tra virgolette. Vi avevo detto che sarebbe stata mia intenzione stupirvi con la prima presentazione del gruppo Persiani. Giudicate voi. Allora, metti subito anche l'altro accanto. Aspetta Mauro, aspetta, voglio fare proprio una sorpresa, vediamo. Vai. 2 Isfahan, trama ordito seta, vello in lana d'agnello mista a seta. Non sono una coppia, sono molto simili anche nelle misure, bene? Però ecco, io vi do la possibilità
di acquistarne uno solo o anche la coppia, quindi le proposte saranno diverse in questo senso. Proposta numero 16, quello di sinistra, 1,40 m per 85 cm, eccolo qui, esemplare che quanto a metratura supera il metro quadrato. Adesso vi dico una cosa, ma la potete verificare, signori. Attualmente la produzione di questi tappeti è costosissima. Questo arriva da un magazzino, questi due arrivano da un magazzino, non sono stati usati sostanzialmente. Allora, per un commerciante che volesse acquistare un tappeto di questo genere, parliamo di Isfan da 1 milione di nodi per metro quadrato, il prezzo sarebbe di 1.000 euro al metro quadrato. Almeno l'ultima volta che sono andato a cercarne uno presso un importatore mi sono stati chiesti 1.000 euro per metro quadrato. Questi tra l'altro sono rarissimi perché il verde, in quanto colore sacro dell'Islam, non viene quasi mai impiegato nel realizzare un tappeto, perché poi questo verrebbe calpestato e sarebbe blasfemo. Quindi sono pochissimi i tappeti con il fondo verde. C'è tantissima seta, la vedete il brillare, luccicare, quella più chiara. Ma non solo, ce n'è anche di rosa e di rossa, oltre a quella bianca. Allora, 1.000 euro al metro quadrato. Quello che vediamo adesso, il numero 16, per un commerciante costa più di 1.000 euro perché siamo sopra il metro quadrato. Siamo attorno ai 1.200 euro, prezzo pagato da un mercante. Bene? Allora, io vi chiedo 499 euro. 499 euro, proposta numero 16, Isfan, trama ordito seta, vello in lana cork mista a seta, 1 milione di nodi per metro quadrato, tappeto nuovo, perfettamente integro. Andiamo a vedere il 17. Un 1,38 m per 85 cm, questo è lievemente più corto, ma avrete notato anche che le due losanghe centrali non sono identiche, non sono due tappeti gemelli, molto simili ma non gemelli. Stesse caratteristiche tecniche che quindi non torno a dirvi, stesso prezzo, 490 euro. Facciamo vedere il rovescio di uno dei due, va bene, rimaniamo su questo, sul 17, andiamo ad inquadrare, ad allargare, ecco, con l'ingrandimento al massimo, perché le cose si dicono, se è possibile dimostrarle, meglio ancora. 1 milione di nodi in un metro quadrato. Quindi immaginate quanta fatica, quanto tempo, quanta abilità si sono resi necessari per portare a termine questo piccolo gioiello. Bene, ora veniamo alla proposta numero 18. Giralo. La coppia, signori, se qualcuno li volesse in coppia, chiedo scusa, 4,90 più 4,90 fa 980 euro. Se qualcuno li vuole tutti e due, il prezzo è di 890 euro. Riassumiamo, il 16 a sinistra 4,90, il 17 a destra 4,90, la coppia 16 più 17 890 euro, quindi c'è uno sconto ulteriore. Perché ulteriore? Perché comunque partiamo da un valore all'ingrosso di 1.200 l'uno e vi ho chiesto 4,90, credo non ci siano dubbi a riguardo. Allora metteteli un po' decentrati perché devo presentare quel Navan da terra, ecco, casomai poi li spostiamo. Bene. Numero 19. Basta che mi alzi un po' l'angolo più lontano, non voglio dedicare molto tempo a questo tappeto che vi propongo praticamente in perdita. Allora, Nahavand, il principe dei tappeti nomadi di Persia.
misura 2,80 m per 1,55 m, una cosiddetta misura Kelley, misura di testa. Perché misura di testa? Perché veniva impiegata anticamente in una composizione che vedeva impiegati 4 tappeti, ovviamente parliamo dei saloni molto grandi, dei palazzi reali, nelle moschee. Si metteva un tappeto molto grande al centro, che poteva essere 4x3, accanto al 4x3 due corsie, lunghe 4 metri, e poi lungo uno dei due lati più corti del tappeto grande, quindi in testa al tappeto grande, si metteva questo tipo di misura. Allora, Navand, prima metà Novecento, 150 euro alla prima chiamata. Misura che non faccio vedere da molto tempo, la misura Kelley, magari insomma qualcuno sta cercando questo tipo di formato, ma al di là di questo penso che una richiesta di 150 euro renda comunque appetibile il tappeto che state vedendo. Possiamo alzare anche l'altro lato un attimo, altro angolo. Ecco qui, classico Navand a medaglione, tappeto di estrazione tribale proveniente dalla regione occidentale della Persia. Numero 19. Allora, questo è il persiano numero 3. Facciamo un fermo immagine. Allora, dopo avervi stupito, spero sconvolto addirittura con quei due Isfan, proseguo sulla stessa linea e vi faccio vedere un'altra meraviglia, un altro grande classico a 4 soldi, pure quello rosa. Andiamo pure in diretta, regia. Saruk classico a disegno americano, uno dei più richiesti in ambito persiano, uno dei più ricercati in assoluto. È una misura molto interessante, siamo a 2,55 per 1,80. 2,55 per 1,80. Full pile, tappeto perfettamente conservato, non ci sono abbassamenti di livello, tutto perfettamente in ordine, è splendido, è così come lo vedete, signori. Piccola premessa, piccola premessa. Questo tappeto è un tappeto che un commerciante paga, chiedo scusa, non meno attualmente di 200 euro per metro quadrato. Ora, 2,55 per 1,80 fa qualcosa più di 4. 4 metri quadrati per 200 euro fa 800 euro. Questa è la ragione per la quale poi quando andate a cercare un tappeto simile a questo in un negozio, trovate sull'etichetta, sul cartellino, il prezzo di 3.500, 2.900. Poi il commerciante, così come promesso nei suoi volantini pubblicitari, vi fa lo sconto del 50%. E comunque non finite per pagarlo meno di 1.800, 1.900, signori. In negozio, ben che vi vada, un tappeto come questo lo pagate 1.500. Ma sono cose che vi dico e che potete verificare con estrema facilità in qualsiasi momento. Allora, se vi piace questo tappeto, io vi consiglio caldamente di prendere in mano il telefono e chiamarci subito, già adesso, ancora prima che vi abbia comunicato il prezzo. Perché ne ho uno solo, signori, o meglio, questo butto via. Questo butto via come al solito con la speranza di acquisire un nuovo cliente, perché l'esperienza ci ha insegnato che chi si è avvicinato a noi, anche magari comprando un tappeto da 100 euro, poi a volte ha finito per comprarne 50, chi 100 tappeti. Ma ve lo dico veramente, anzi magari qualcuno sarebbe anche disponibile a portare testimonianza di questo. Allora, vedo che comunque nessuno mi ha ascoltato e quindi il telefono non sta suonando adesso.
Prezzo minimo in negozio 1.500, prezzo mercato all'ingrosso 800, prezzo top carpet per oggi 490 euro. Il tappeto è bello, il tappeto è perfetto e adesso sapete anche che ve lo sto regalando, signori. Credo che non vi sia nient'altro da aggiungere. 490 euro proposta numero 20. Bene, un'ultima inquadratura. Perfetto, e andiamo avanti. Adesso in rapida successione arrivano tappeti a 4 soldi, Noi persiani li sviliamo sempre. Allora, il primo è un Sennè quasi antico, primi 900. Stai acquisendo una padronanza notevole. 1,55 m per 1,05 m, Sennè prima metà 900. Andiamo a vederlo da vicino perché il disegno è molto fitto su fondo avorio. Notate come il rosso robbia si sia stemperato, andando ad assumere così tonalità rosate, soprattutto nella fascia di bordura. Il tappeto è integro, full pile, 99 euro. 99 euro, mettetelo a pavimento davanti alla telecamera, poi lo inquadreremo ancora per qualche istante. Ora, mi scuserete, ma non posso dedicare molto spazio a queste proposte, li sto sostanzialmente buttando dalla finestra, vediamo se qualcuno va a raccoglierli. 22. Zanjan, uno dei più apprezzati tappeti di estrazione tribale della Persia occidentale, Zanjan, 1,95 m per 1,35 m. €99. Guardate questa brush, molto gradevole. Vedete, il blu a un certo punto, quello più scuro, partendo dal basso, diventa azzurro. Avrebbe dovuto essere tutto blu. Questo perché? Perché chi ha fatto questo tappeto non aveva una quantità di lana blu di uno stesso bagno di colore sufficiente per portare a termine il tappeto. Quindi è arrivato a quel punto, vedete dove il blu scuro diventa azzurro, arrivato a quel punto ha dovuto fare ricorso ad un'altra matassa che era stata tinta in un bagno di colore magari simile ma leggermente diverso. E molto probabilmente, quando è stato fatto il tappeto, i due colori potevano essere anche uguali. Poi col passare del tempo, quello sopra si è stemperato, quello sotto è rimasto più uguale a se stesso, insomma, era più stabile. Questa si chiama abrage e si sviluppa sempre per linee orizzontali, perché il tappeto viene annodato per linee orizzontali. 99 euro, Zanjan numero 22, lo ripeto per il centralino, 1,95 m per 1,35 m, lana sul cotone, 99 euro il prezzo. Bene, lo vediamo a pavimento. Allora, altro tappeto quasi antico, questo è un tappeto di una eleganza che è tutta sua. Questo è un Sennè prima metà Novecento, dai colori splendidi. Ecco, anche qui possiamo cogliere la trasformazione che ha subito il rosso, ecco, su tutti, col passare dei tanti decenni.
Quindi questo rosso ottenuto dalle radici della robbia si è stemperato in alcune zone più che in altre, creando un effetto veramente molto gradevole. La parte centrale, vedete, è un medaglione a scudo a fondo blu, finemente decorato. Poi abbiamo un medaglione più grande che lo contiene, rosso robbia, poi la campitura, color avorio, e infine i 4 cantonali, tutti uniti, vedete, non c'è soluzione di continuità, a fondo blu. E ratia testuggine lungo la fascia di bordura. Il tappeto misura 2 metri per 1,50 m, risale alla prima metà del Novecento, e la prima persona che mi contatta lo potrà avere con 199 euro, un Sennè di 80-90 anni fa, signori. Provate ad informarvi, se non vi è chiaro, quello che stiamo facendo in questo momento. Sto buttando via un pezzo di storia dell'arte di far tappeti in Persia, signori. I Sennè sono tappeti molto quotati e godono di quotazioni appunto di gran lunga superiori a quello che vi sto chiedendo. Numero 23, 199 euro. Allora, abbiamo un altro persiano molto particolare, molto particolare, che in molti non riconosceranno. Si tratta di un gabè di vecchia fattura, niente a che vedere con i gabè, quelli moderni, diciamo, quelli che vedete nei negozi, che vedete nelle riviste, quelli monocromi con qualche piccolo disegno magari. Questo è uno di quei gabè che si facevano fino agli anni 50, quindi tappeti che avevano comunque un impianto decorativo più elaborato. Vedete, tutto si gioca con 4-5 colori. Abbiamo l'avorio, abbiamo il cammello naturale, abbiamo il marrone, abbiamo il beige, un marrone molto scuro se non nero, e quindi pochi colori. Ancora qui delle abrache, vedete queste striature orizzontali. Questo ovviamente è prova del fatto che il tappeto è stato realizzato con lane naturali tinte con colori vegetali. Ma ora, ecco, mi pare di capire, ecco, vediamo questi motivi botè che sono il simbolo della fertilità. Sembra l'occhio di un serpente, quello che vediamo nella propaggine, nella parte più alta del motivo botè. Allora, le misure: 2 metri per 1 metro, la cosiddetta misura Barrique o Dosar, 2 metri quadrati, letteralmente. Gabè quasi antico, lana su lana, le frange sono di lana di pecora nera, 99 euro, mettiamolo in orizzontale. Ecco, si fa anche, come dire, utilizzo dei colori per creare delle variazioni nell'impianto decorativo. Vedete, sono tutti disegni uguali, però alternando i colori vediamo delle file, in questo caso, di botè diverse. Bene, 99 euro, numero 24, signori. Mettiamolo a terra, poi abbiamo una variazione sul tema, perché questo è un Aubusson e quindi sarebbe rimasto da solo. Ho deciso di inserirlo nel gruppo dei persiani. Aubusson, quindi a disegno francese, lavorazione piccolo punto. Le misure dovresti averle esatte lì. 1,53 per 92. €99 anche per lo Busson numero 25. Misura 1,53 m x 92, lo potete appendere sopra la testiera del letto, potete utilizzarlo come tappeto. Ecco, hanno questa duplice possibilità di impiego, di utilizzo, perché sono comunque leggeri. Se magari ci mettete una retina antiscivolo sotto, lo potete utilizzare come tappeto, appunto, altrimenti lo si appende a una parete di casa. 99 euro. Allora, abbiamo finito con il secondo gruppo, li metteremo qui, quindi rapidamente andiamo a rivederli. Mettiamo da parte lo Busson, che comunque è ora in visione, e quindi è il momento di rivedere il numero 24, ovvero il Gabè
il gabè lana su lana, questo è tappeto d'epoca, signori, 99 euro soltanto. Bene, poi andiamo a rivedere, occasionissima, il Sennè primi 900 a 199 euro. Gentili ascoltatori, ma mi sto chiedendo che cosa vi trattenga dal prenotare questo tappeto. Stiamo parlando di uno dei tappeti, in tema di tappeti antichi persiani, stiamo parlando di uno dei più importanti. Sennè, Ferhan, Malayer, Saruk, Teheran, insomma, questi sono i nomi, signori. E chiunque volesse avere una propria piccola collezione, insomma, non può non avere un Sennè. Io sto dando la possibilità di averne uno ad una cifra che non esiste sul mercato. Rivediamo il 22. Eccolo qui. Zanjan 195 x 135, coloratissimo questo, a 99 euro. 99 euro. Bene, andiamo a rivedere il 21 a beneficio di chi l'ha prenotato. Il Sennè numero 21. Benissimo, 155 105. Ecco, un'inquadratura sulla cornice superiore con motivo shikiri, bellissima, molto elaborata. Ecco qua, vedete, spostati verso sinistra ora. Ecco, questa inquadratura vi fa vedere anche che si tratta di tappeto annodato ancora con lane di qualità, lane lucide. Guardate il tempo che sto dedicando ad un tappeto che propongo a 99 euro, ma lo merita tutto, dai. Bene, basta così, poi c'è il 20, che cos'era il 20? È confermato? No. Ho ricevuto un'altra terribile notizia dal centralino. Mi dicono che il numero 20, ovvero il Saruk a disegno americano, anni 50, mai calpestato, che ora andiamo a vedere, non è stato nel frattempo confermato. Ma come si fa a lasciarlo lì a 4,90, signori? 2,55 per 180. Proposta numero 20. Il tappeto è perfetto. Andiamo a regalare ancora qualche immagine ravvicinata di questo grande classico realizzato con grande abilità dai maestri annodatori che l'hanno realizzato una 60 d'anni fa. Alta precisione, vedete? Quando il disegno appare così nitido, significa che i nodi sono piccoli e anche molto serrati, molto battuti. Signori, il tappeto che state vedendo, che misura 2,55 per 1,80, nel caso vi foste sintonizzati soltanto adesso, costa 490 euro. Bene, dobbiamo rivedere la proposta numero 19, che credo sia il Navand a terra. Inquadriamolo a pavimento, così com'è. Andiamo in diretta, benissimo. Questo è il Navand da 150 euro. Signori, abbiamo anche un Navand, misura che lei, 2,80 155, da 150 euro. E poi, ecco, la proposta. La coppia di Isfahan. Ne vediamo uno messo dal lato chiaro e uno dal lato scuro. Allora, tutti e due... puoi girarlo? Allora, la coppia, i due Isfahan
trama, ordito seta, vello, lana d'agnello, mista seta, la coppia 8,90. La coppia 8,90. All'ingrosso ci vogliono 1.200-1.300 euro per uno solo, all'ingrosso. Andate a vedere in negozio quanto costano. Poi rimane su questo di destra, che è il 17. Mi dici che cos'è? Quello 2 metri per 1,50? Sì, sì, quello è perfetto. È full pile, sì. No, no, questo è l'ISFA. No. Allora, ecco. Chiedo scusa, ma sono stato distratto dal centralino. Allora dicevamo, giusto per riassumere. Quello di sinistra, quello di destra, leggermente più grande quello di sinistra, 4,90 l'uno. Se volete tutti e due i tappeti, la coppia quindi, non sono identici, sono molto simili, 8,90 invece di 9,80. Bene, fermiamo l'immagine e mettiamoli da parte. Allora, colgo l'occasione per ricordare agli amici che chiamano dal centro Italia e dal sud che non siamo in grado di raggiungerli, quindi i tappeti ve li possiamo solo spedire con corriere. Non possiamo fare di più, mi dispiace. Allora, dobbiamo rivedere la proposta 16 adesso. Che cos'era il 16? Ah, ok, il 16, benissimo, quindi abbiamo finito con i persiani, li abbiamo rivisti tutti. È arrivato il momento dei turchi, dai. Allora, partiamo subito con uno dei più belli perché si tratta di un antico da collezione. Un anatolico antico da collezione, valore 1.500-1.600 euro. Adesso vedete. Kirsheir antico, fine 8, primi 9, full pile, con un impianto decorativo e con dei colori strepitosi. Guardate l'ocra della fascia di bordura primaria, guardate la ricchezza di dettagli per quanto riguarda poi l'impianto decorativo. Guardate quella fascia supplementare di decoro, quei cartigli rettangolari, eccone uno inquadrato adesso su fondo bordeaux, fondo melanzana, il motivo a fascia di nuvole, spostati leggermente verso destra, alla tua destra, ecco un po' più in basso, ecco quel motivo un po' curvilineo, vedete, quello è il cosiddetto motivo a fascia di nuvole e speculare lo troviamo nella parte bassa, quindi se noi scendiamo, attraversiamo la campitura, lo incontriamo. Il tappeto misura 1,70 m per 1,20 m, lo considero un'opera d'arte. I Kirsheir del Novecento, o comunque seconda metà Novecento, non sono strepitosi come questo. Non lo sono assolutamente. Tra l'altro, le diverse lane, o meglio, i diversi colori, hanno fatto sì che la lana si sia consumata in maniere differenti. Quindi vi sono dei bassorilievi, ci sono diversi spessori a seconda del colore, questo è strepitoso a mio avviso. Frange originali, le testate ci sono ancora, le cimose sono integre. Signori, ripeto, questo è un tappeto da almeno 1.500-1.600 euro, dedicato ai collezionisti e in particolare ai collezionisti di tappeti anatolici. Kirsheir antico, pezzo assolutamente di grande prestigio, in ottimo stato di conservazione
e con un impianto decorativo che va ben oltre gli standard, sia per ricchezza di decori che per ricchezza di colori. Numero 26, il primo che arriva al centralino se lo aggiudica non a 1.500 euro, bensì a 350. 3,50, è morbido come un foulard. Me lo pieghi a fisarmonica, per favore? È un foulard, signori. Un foulard di seta, sembra velluto, morbidissimo. Adesso infila la mano sotto e sollevalo. Ecco, questo se lo piegate bene entra in una borsetta di quelle piccole. Bene, torniamo ad inquadrarlo per intero. Allora, 170-120 antico Kircheir, fine 8, primi 9 a 3,50. Vabbè, oggi è così, si vede che complice il primo sole, soprattutto nella parte nostra, diciamo, siamo noi a nord-est. Ecco, probabilmente non siete moltissimi a seguire questa trasmissione, perché questo tappeto, non solo lui, ma questo in particolare, ma aspettavo lo confermaste subito. Anzi, forse è arrivata la conferma in questo momento. Andiamo con la proposta 27. Abbiamo in arrivo 2 tappeti anatolici a 99 euro. Il primo dei due, Kaiseri Panderman, primi 900, 1,80 m per 1,20 m, eccolo qua. 99 euro, Kaiseri. Il tappeto prende il nome dalla città nella quale è stato annodato, una città antichissima che era già esistente ai tempi della dominazione romana. Ai tempi di Traiano si chiamava Cesarea, ecco, poi l'avvento, dopo la conquista ottomana, il nome è stato cambiato da Cesarea in Kaiseri. €99 Kaiseri Panderman numero 27. Bene, fermo immagine. Arriva un altro tappeto da 99 euro, pronti col telefono in mano, gentili ascoltatori. Poi in arrivo 3 sconti, signori, a fine trasmissione. 3 sconti su 3 tappeti, non vi dico quali adesso. Il secondo tappeto da 99 euro. Enorme, enorme. Tanta lana. Qui soltanto di lana c'è molto più di 99 euro, quindi non parliamo poi del lavoro, che ovviamente è tra le parti costituenti, diciamo, del valore di un tappeto, la predominante. Allora, Original Kars. Siamo ai confini con l'Armenia. Regione di provenienza dei Celabert motivo Adler. E questo è un Kars a motivo Adler, vedete, le 2 grandi aquile stilizzate. 2,50 m per 1,50 m. Lana su lana, colori vegetali, 99 euro come promesso. Giratelo e mettetelo a terra, perché non posso dilungarmi oltre, veramente un super regalo, ma adesso, gentili ascoltatori, arrivano 3 pezzi strepitosi, sempre di provenienza anatolica. Arrivano 3 pezzi strepitosi. Allora, è arrivata la conferma per il Kaiseri, per il Kircheir, non ancora quella per il Kars. Com'è possibile, signori? È 99, Non è 9,90, è 99 euro. Giralo, perché comunque il disegno è orientato. Allora, un altro tappeto antico,
un altro pezzo che dedichiamo ai collezionisti, un'antica preghiera di Tashpinar, la porta del paradiso, la porta di Moschea. Al centro vediamo scendere dalla cuspide questa lampada votiva con 3 mani di Fatima che scendono dalla lampada votiva. Ebbene, qui vi sono diverse interpretazioni per questo motivo. Può essere visto appunto in relazione alla religione islamica come la mano di Fatima, figlia di Maometto, oppure lo possiamo intendere come la mano aperta, che è un antichissimo simbolo di scongiuro. Ma andiamo molto più indietro nel tempo, andiamo in epoca preistorica. Allora, qui siamo al centro. Uscendo da qui troviamo poi un universo di colori. Abbiamo i 2 cantonali nella parte alta con fondo blu con elementi floreali stilizzati, ma il meglio questo tappeto lo dà nelle fasce di bordura, nelle cornici, in quei motivi a fascia di nuvola che si ripetono 3 volte nella cornice supplementare che sta sopra e sotto alla porta del paradiso. Cimose integre, come vedete. (1,80 x 1,20 le dimensioni, colori vegetali, esemplare di grande fascino. Ecco, guardiamo anche la parte superiore con tutte quelle cornici. Ecco, partendo dalla porta di Moschea io conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cornici. Guardate che meraviglia. 290 euro alla prima chiamata. 290 euro. Scusate se alzo la voce, però davanti a tappeti come questi, chiedendo così poco, non posso che enfatizzare. Signori, è veramente un tappeto che vale molto di più. È un tappeto molto bello, tra l'altro non presenta rapature pur essendo antico, quindi è un'occasione che non dovreste farvi scappare, nel modo più assoluto. Andiamo a vedere il 30. Velocemente, perché comunque devo avere un po' di tempo alla fine per quei 3 sconti che ho promesso. Cianaccale, allora C-A, C-I-A, Cia, Naccale, doppia K. A-L-E, Cianaccale. Sollevatelo ulteriormente, di più ancora. Misura 1,70 m per 1,05 m. Molto bello, guardate, un impianto monumentale, oserei dire, con i tulipani nella parte alta su fondo blu carta da zucchero e nella parte bassa anche, perché il motivo si ripete uguale. Molto bella la fascia di bordura con le foglie di quercia stilizzate e la campitura con fondo ruggine con questi 3 elementi geometrici che si allungano lungo l'asse verticale del tappeto, con all'interno elemento che più volte si ripete, la stella dei Medi, la stella d'8 punte, inserita in un ottagono. Ecco, il motivo proprio tipico, classico, detto a stella dei Medi, prevede la stella a 8 punte inserita in un ottagono. Il tappeto degli anni 70, perfettamente conservato, lo vedete, è come se fosse nuovo, signori. 199 euro, spettacolare Cianaccale lana su lana. Lo vediamo in orizzontale per inquadrarlo per intero. Lana al 100%, signori, per questo tappeto anatolico. Molto, molto bello a mio avviso. Benissimo, lo mettiamo a terra, andiamo a vedere il numero 31, l'ultimo tappeto anatolico. Vabbè, questa è un po' difficile, Questa è un po' difficile perché ci vogliono dei corridoi, ci vuole un corridoio molto lungo. Kars Kazakh, 4,80 m per 95 cm. Kars Kazakh, 4,80 per 95.
Ho contato 14 medaglioni, signori, del resto, insomma, è così lunga. Kars Kazakh, siamo in Turchia, lana su lana, lana al 100%. 4,80 per 95 sono più di 4 metri e mezzo di superficie. Quindi è un tappeto molto grande, eh? Però considero che si tratta di una misura difficilmente ambientabile, perché richiede un corridoio lungo ed ampio e largo, e allora non vi chiederò i 4,90 che avevo pensato di chiedere, vi chiederò molto meno, vi chiedo 350 euro, 3,50 Kars Kazakh 4,80 m x 95, ripeto, lana al 100%, trama, ordito e vello. Tenetelo sollevato, fate un passo indietro, ecco, vediamo se riusciamo ad inquadrarla per intero, o quasi, ecco. Perfettamente dritta, signori, 3,50, molto bella. Bene, adesso rapidamente, questi li mettiamo qui, dobbiamo metterli da parte, dai. Così andiamo a rivedere il numero 30, il Çanakkale. Çanakkale, dobbiamo essere, vi ringrazio, veloci perché appunto poi negli ultimi 10 minuti vorrei fare quei 3-4 sconti. Çanakkale 1,70 m per 1,05 m, ecco, quindi mi raccomando, non perdetevi gli ultimi minuti di trasmissione perché sono quelli dove accade l'inimmaginabile. Splendido questo Çanakkale, signori, ma piace solo a me? Io lo trovo veramente molto molto bello. Va bene, me lo tengo io questo. Poi abbiamo l'antica preghiera di Tashpinar, quella con le cornici strepitose, numero 29. Andiamo. Antica preghiera di Tashpinar. Sono molto rare le preghiere nell'ambito di questa manifattura. In genere questa manifattura ci offre tappeti a medaglione. E poi 99 euro per il numero 28, l'Original Kars, eccolo qui inquadrato a terra, possiamo lasciarlo lì dov'è, eccolo qua, 2,50 x 150 le dimensioni, credo no, di dover correggere, correggiamo regia, 2,30, non 2,50, sono sbagliato. Bene. Allora, risulta essere ancora disponibile il numero 28, mettiamo da parte il 27 che invece è confermato, esatto. Ah, ma mi sono dimenticato di un altro anatolico poi, la corsia di Ladik a Parete, vabbè. Numero 26, antico Kircheir, confermato? Bene, complimenti. Il 25 che cos'è? Ah, niente, allora. Allora, nuovo numero di presentazione per la regia, perché andiamo ad inquadrare e presentare quindi la corsia anatolica di Ladik. Eccola qua. Dicevo in apertura di trasmissione che si tratta di uno dei più persiani, tra virgolette, tra i tappeti anatolici, perché il suo impianto decorativo ci rimanda, ad esempio, ai Gab Korani, copertina di Corano di Kirman, ad esempio. Allora, di medaglioni ce ne sono 3, perché il tappeto è molto lungo, misura 3,80 x 85. 3,80 x 85. Quindi l'abbiamo per necessità in parte coperto dal Navand, però il tappeto è nuovo, non calpestato, e voglio farvi un regalo anche riguardo questo. 290 euro, la DIC numero 32. I nodi sono molto battuti, sono anche piccoli, quindi la superficie è molto compatta, vedete? Anche con inquadrature ravvicinate non riusciamo a distinguere un filo di lana dagli altri, è tutto molto omogeneo. La DIC Turchia 3,80 x 85 a 290 euro, signori, è molto lunga. I medaglioni sono color rosa salmone e su di una campitura blu. Poi abbiamo una prima cornice a fondo chiaro e poi quella vera e propria a fondo blu.
Bene, vediamola un po' più ampiamente. E dovreste venire qui perché questi ultimi 15 minuti ho bisogno di voi. Allora, facciamo rapidamente rivedere. Siamo su fermo immagine, Mauro? Bene. Facciamo rapidamente vedere, a beneficio di chi si fosse sintonizzato tardi con noi, il primo gruppo, quindi i caucasici e i turcomanni. Allora, il tappeto di Shirvan a Draghi che numero è? Il 3. Allora, disponibile ancora il numero 3. 150% a 290 euro, signori. Questo è antico, risale ai primi del Novecento e non è uno dei tappeti che ho deciso di scontare quest'oggi, perché siamo partiti da un prezzo già inverosimile. Vi sto chiedendo una cifra che non ha nulla a che vedere. Un gioiellino come questo, signori, in negozio, ve lo fanno pagare 1.500 euro. Poi magari voi non lo comprate perché non avete voglia di spendere quei soldi. Però è quello che vi chiedono, signori. È lo stesso tappeto che invece qui da noi oggi potete pagare 290. Mi conoscete, o meglio, coloro i quali sono abituali frequentatori di questa trasmissione, sanno benissimo che se posso, magari a fine trasmissione, per 3-4 tappeti, qualcosina tolgo ancora. Se non lo faccio in relazione a questo lotto numero 3 è perché veramente ho già chiesto pochissimo. 290 euro per un gioiellino come questo sono nulla. Lo mettiamo a terra davanti alla telecamera, abbastanza vicino. Sì, così. Bene. Che cosa c'è dopo il 3 ancora disponibile? Il Dagestan numero 4. Rivediamolo. Siamo negli ultimi 12-13 minuti, signori. Se avete qualche richiesta da fare, fatela pure ai numeri che vedete sovraimpressi. Vi ricordo anche che questa trasmissione verrà integralmente replicata domenica prossima, sempre su Prima Free, dalle 15 alle 17, domenica. E inoltre è possibile seguire anche su YouTube o nella nostra pagina Facebook, ci dovrebbe essere anche l'intera trasmissione, quindi anche in settimana potrete andare a seguirla, a vederla con calma. Allora, il Dagestan antico, lotto numero 4. Questo è veramente bello, signori, è un tappeto che esprime grande eleganza, anche per la mancanza di colori particolarmente vivaci. Allora, Mauro cancella 2,99, vi faccio uno sconto vero del 20%, quindi andiamo a 240 euro per un tappeto caucasico del Caucaso settentrionale, Dagestan, nodi piccolissimi. Se prima era regalato, fate voi adesso. 240 euro, vediamolo in orizzontale. Un caro saluto al nostro affezionato cliente, dico affezionato perché credo che compri i nostri tappeti da almeno 15 anni, noto antiquario di Torino. Allora, poi rivediamo il Lesghi antico di fine 800, numero 5. Qui non si può togliere nulla, perché si tratta di un tappeto di fine 800, tappeto di fine 800 a 450 euro. Mettiamolo in orizzontale.
Allora, bello, veramente molto bello, anzi, mi dispiace terribilmente, credetemi, averlo presentato a questo prezzo così basso. Mi rendo conto a volte che magari sarebbe più facile vendere certe cose se le presentassi al loro giusto prezzo, eh? A volte, magari, chiedendo di più, si hanno più probabilità di trovare un possibile acquirente. Il Kazakh, quello grande, è il numero 6? Bene, lo rivediamo. Lo rivediamo. Numero 6. 2,70 per 1,80. Ed ecco che vi stupisco, signori, perché mai avreste pensato che avrei scontato un tappeto presentato a 199 euro. E invece, eccomi qui a togliere il 20% da un tappeto già regalato. E quindi andiamo a 160. Ne ho scontati due, vero Renato? 160 euro, signori, 4 metri, 5 metri quadrati di tappeto kazakh, proviene dall'Azerbaigian caucasico, non persiano. Non è un Ardebil, ecco, giusto per mettere i puntini sulle i, a 160 euro. Bene, ferma l'immagine così com'è. Allora, mettiamo dalla parte dei confermati anche il Conagen antico. No, questo lascialo qua, così com'è. Sì. Mettiamo dalla parte dei confermati anche il Conagen antico. E lì che cos'hai? No, quelli li lasciamo lì. Allora, adesso andiamo a vedere a parete che cosa abbiamo. Il Karachov, quello antico, da 1290, che numero è? Numero 8? Numero 8, 2,40 per 170. Eccolo qui. Prima metà Novecento, Karachov ad impianto arcaico. Signori, il pezzo è altamente spettacolare. Andiamo a vedere da vicino. I nodi sono piccoli e quindi tutti gli elementi di decoro risultano ad alta definizione. Guardate i verdi, i blu, il rosa salmone, eccolo qua. Non ha rapature, non ha buchi. Anche se avesse rapature e buchi, varrebbe più di 1290 euro. Sono qui a chiedermi, tra me e me, ma adesso rendo pubblici i miei pensieri, come sia possibile che i miei clienti da molti anni abbiano lasciato passare con una certa indifferenza questo pezzo che io ritengo essere strepitoso, ad un prezzo che è il 30% di quello che noi solitamente chiediamo per un tappeto come questo. Cioè, non sto dicendo che altrove costa 3 volte tanto. Sto dicendo che nelle nostre stesse trasmissioni di solito costa 3 volte tanto. Ve l'avessi presentato un anno fa, 2 anni fa, avrei chiesto 3.900. E allora, adesso io lo sconto ulteriormente. Era forse tra tutti quello che non avrebbe dovuto essere scontato ulteriormente e io invece vado a scontarlo. Cancella 1290. Partiamo da destra, Mauro. 0. Poi 9. E poi ancora 9. Signori, l'ho fatta veramente grossa stavolta, 990 euro per questo spettacolare tappeto di Karachov. Andiamo a vedere il numero 9, quello che gli sta accanto. Puoi mettere quello sulla sinistra rispetto a quello sulla sinistra. Questo? Guardando? Il Dagestan? Il Dagestan.
Chiedo scusa, ma ci stanno chiedendo di inquadrare un tappeto, stiamo cercando di capire quale. Signore lo vede sul suo teleschermo sul lato sinistro. Eccolo qua. Vedete l'immagine un po' ritardata. Questo qui è il numero successivo al Karachov. Questo è il numero successivo al Karachov, quindi è il 9. questo è il 9 da lista antico. 2 metri per 1,38. Anche questo era da rivedere, anche questo è disponibile ancora. E per dimostrare la nostra assoluta buona fede, 3 minuti mi dicono, 3 minuti. Andiamo a scontare anche un tappeto, spostati verso destra, che mai e poi mai avrei pensato di scontare ulteriormente. Il Saruk. Il Saruk che avevo presentato a 450? Questo qui l'avevi presentato a 4,90. 4,90. Numero 20, gruppo dei persiani. 2,55 per 1,80 a 4,90. Dai via, 10% di sconto sul Saruk. Quindi alla fine ne ho fatti 4 di sconti, troppi, vabbè. Lo so che ci sono molti ascoltatori che rimangono ad aspettare la fine della trasmissione, questi ultimi minuti, perché tiro sempre via qualcosina. Quindi il 10% da 4,90, bravo Mauro, grazie, 450 euro, adesso o mai più. Signori, adesso o mai più. Preghiera? Sì, va bene, perfetto, perché è il numero 29. Mauro, devo seguire l'orologio che ho qui, quello digitale? Segna 16, 58 e 15. Allora, 1 minuto e mezzo, ricordo che la trasmissione verrà integralmente replicata domenica prossima, sempre su questo canale, prima Free 170 del digitale terrestre, dalle 3 alle 5. Io vi invito sempre, siccome la nostra struttura è contenuta nelle dimensioni, fatichiamo a fare diretta sempre. Quindi facciamo una diretta e una replica. Consiglio sempre di seguire la diretta, perché durante la diretta avete tutti i tappeti che vedete a disposizione, insomma. Nella replica è un po' più complicato, eh? Allora, torniamo e ci salutiamo sul Karachov numero 8. Ecco, ci salutiamo davanti a questo meraviglioso tappeto che avevo già presentato a 4 soldi, per carità, rispetto massimo per il denaro, sono sempre soldi, però quando parliamo di un Karachov primi 900 di questa bellezza, 1290 euro sono veramente poca cosa. Benissimo. Allora, ultimi istanti, poi ci trovate ancora per un quarto d'ora a questi numeri. Vi devo salutare, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi invito a seguire la replica domenica prossima e la diretta fra 2 domeniche. Da Marco e Top Carpet è tutto, grazie, arrivederci.